I got me down on honey way. Sweetie, 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 huh? Hey, hey, hey. Intanto, intanto andremo a governare. Non ce lo potrà togliere nessuno. Non è neanche più un sogno. Non è neanche più un sogno, perché aver messo su una cosa così sembra un campo profughi di Kabul. Straordinario, c'è tutto, c'è la quintessenza del movimento, gli attivisti, i consiglieri, c'è qualsiasi cosa, siamo noi. Io non dovrei neanche essere su, non dovrei neanche essere su, non dovrei neanche essere su, dovrei essere giù, 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 giù lì con voi, sono giù con voi, siamo lì con voi. Il senso del perché siamo qui, il senso perché siamo qui, che senso ha essere qui? Perché io sono qua? Che senso ha? Il nostro senso è meraviglioso. Ci riprendiamo la piazza, ci riprendiamo i marciapiedi, ci riprendiamo le cose per cui è nato il movimento. Abbiamo in 5 anni fatto non un miracolo, oltre un miracolo. Siamo andati oltre il miracolo. In 5 anni fa non c'era niente. Adesso abbiamo migliaia di consiglieri, centinaia di consiglieri regionali, decine di sindaci più o meno buoni. Abbiamo 150 parlamentari e ne abbiamo 17 che ci siamo quasi dimenticati, ma ci sono. Stanno facendo un lavoro straordinario. Là è tutto complicato. Là c'è la Merkel, là c'è il lupo è là. Abbiamo noi da superare i pregiudizi di un'informazione malata. Vinceremo sicuramente, lo sanno che vinceremo. Signori, il PD ha perso in un anno 400.000 iscritti, abbiamo più iscritti noi del PD. E Renzi, lo chiamo Renzi, e Renzi è il leader di un partito senza base. Noi invece siamo una base senza leader. È straordinario. Renzi, l'ho conosciuto. Fai un giretto di blues. Ho sbagliato, vi devo chiedere scusa, è colpa mia se non abbiamo vinto. Potevamo vincere, avevamo vinto, avevamo il 25%, se avevamo un altro presidente Napolitano che io vorrei ricordare stasera, l'Alta Corte ha impedito a Bagarella e a Totorina di testimoniare avendo davanti Napolitano, gli hanno tolto questo sacrificio. Col 41 bis era già troppo per questi due personaggi sopportare anche Napolitano bis. Dopo il 41 bis, però, se c'era un altro presidente, invece di vedersi di nascosto con Berlusconi e Bersani e fare la larga intesa e darci la colpa a noi dell'inciucio, se avessimo avuto un altro presidente, eravamo già al governo, avremmo vinto noi, l'avremmo fatto un governo, siamo in grado di farlo domani mattina, ma abbiamo solo posticipato i tempi. Io vi devo chiedere scusa perché quando sono andato a incontrare Renzi, che mi avete obbligato con un sondaggio in rete, sono andato là e ho agito male. Ho agito distinto, ho agito distinto. E allora distinto, visto uno che raccontava balle, gliel'ho detto, non ci possiamo fidare. Adesso non farei più così, lo prenderei così per la testa, gli direi: Matteo, per favore, fai presto a distruggere il paese, fai presto, sii più veloce, sei lento a buttarci col culo per terra, vai veloce, noi abbiamo bisogno di uno shock e sta arrivando uno shock, il Joe Bucks, midi e midi Joe Bucks,
Il Jobs Act è stato fatto da Schröder nel 2003, del 2003 al 2005, l'hanno fatto i tedeschi, non ha funzionato per i tedeschi. Il Jobs Act cosa significa? Midi e mini, vuol dire prendere uno che ha un lavoro normale, pagato normale, uno, licenziarlo e metterci 3 precari che fanno il suo lavoro in 3, per abbassare gli stipendi sempre verso il basso e creare posti di lavoro, i grandi posti di lavoro. La Germania in 10 anni come crescita è stato un disastro. Negli ultimi 10 anni la Germania è cresciuta dell'11%, in 10 anni vuol dire niente. E adesso negli ultimi 3 mesi la crescita è negativa. La Germania, la grande locomotiva, è all'11° posto sui 18 paesi che sono dentro l'euro, all'11° posto. Questa grande Germania che ci dà la lezione, ci dà le lezioni di etica. Basta, 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 basta. Basta col lavoro, basta col lavoro, questo incubo del lavoro. Ti svegli il lavoro, vai a dormire il lavoro. Il lavoro è una parte importante della tua vita, ma è una parte della tua vita. Deve essere una parte della tua vita. E allora bisogna cominciare a ragionare in un modo diverso, a pensare in un modo diverso. Ve lo dico veramente col cuore. Il pensiero. Siamo andati avanti secoli che la terra era piatta, qualcuno diceva guarda che secondo me non è proprio piatta, non dire delle cazzate, sei un terrorista. Poi aveva ragione lui. Noi siamo adesso per cambiare paradigma, cambiare il pensiero, siamo costretti a cambiare, avere un altro pensiero, che non sia la crescita, che non sia il PIL, la crescita e il lavoro. La crescita non dà lavoro. Cosa vuol dire la crescita per questa gente qua? Le crescite del cemento, del calcestruzzo, di automobili. Dobbiamo cominciare a produrre la 4ª automobile per chi ne ha 3, il 6° frigorifero per chi ne ha 5. Che cosa dobbiamo fare? Non funziona più. Ho dovuto prendere la scorta dentro il Parlamento, un'istituzione che non esiste più. Noi non ci possiamo più stare dentro per tanto tempo, lo capite? Perché è una roba che non ci compete più. È una roba fatta per i partiti. Io lo dicevo quando dicevo guardate che andare poi là dentro sarà un problema, perché ci si scontra col nostro movimento che è in mezzo alla gente, con lì dentro che sono partiti con dei vertici. Infatti io voglio dirvi, la nostra natura è questa. Forse essere meno istituzione, forse essere un po' più presenti nella gente, fare meno petizioni, meno mozioni e andare a essere lo scudo umano delle persone che hanno bisogno. Siamo nati da queste cose. Siamo nati che nessuno deve rimanere indietro, il nostro reddito di cittadinanza. Renzi, rottama più che puoi, rottama, mandaci col culo per terra, vai avanti così. Abbiamo bisogno di una scrollata. E ci sarà la scrollata. Una mattina usciremo di casa e qualcosa dirai, qualcosa è cambiato, non sai cosa, non senti rumori, non c'è niente, qualcosa è successo. Succederà qualcosa. E allora è giusto che noi ci prendiamo questo paese e lo portiamo con le persone per bene, perché in fondo la nostra rivoluzione è molto semplice, mettere delle persone per bene dove non le hanno mai viste. Tutto lì, non c'è grandi cose. Poi sbagliamo, abbiamo sbagliato, io ho sbagliato. Io sono un rabdomante, giro con l'iPhone, siamo dei rabdomanti che cerchiamo la verità con gli iPhone. Ho sbagliato un sacco, ho sbagliato anche per voi che magari siete pigri e non volete sbagliare. Però questo è un momento che non si ferma più, cari signori, non si ferma più e non lo fermeranno più. Anche se ci cancellano da tutti i loro sondaggi, ci cancellano dai loro talk show, sono loro che scompariranno. Noi saremo più forti di prima, perché questa è la dimostrazione di una cosa così è talmente meravigliosa che non ho neanche i termini per descriverla. Quindi, signori, non è più il tempo di dire o noi o voi.
Il tempo è o noi, cioè, come? O noi,